È una questione nota e cronica purtroppo, gioca la parte da leone, lo fa la crisi demografica naturalmente e a questo punto è chiaro che le imprese hanno necessità di manodopera, noi abbiamo bisogno di collaboratori sostanzialmente, stiamo un po' oltrepassando quella questione di quella manodopera bassa, insomma le cose sono cambiate molte e quindi non so, non è un caso se ci sentite parlare anche di politiche dell'immigrazione più moderne, più adatte, cosa che magari 10-15 anni fa in queste aree erano diciamo così considerate delle provocazioni, anzi era meglio non farsi sentire a parlare di questi temi qua. Oggi le cose stanno cambiando, è ovvio che i giovani non possono pensare alle officine che conoscevamo noi, io a volte penso a quando sono entrato da ragazzino in officina, è una narrazione che evito di fare perché non verrei neanche creduto. Oggi abbiamo bisogno, appunto come dice lei, di migliorarci, le imprese devono essere più attrattive, più belle e più funzionali, non solo per vendersi meglio, ma perché questo è quello che richiede il mercato, e fare di queste iniziative per essere sempre più attrattivi, sempre più belli, e attrattivi e belli vuol dire anche performanti, attenzione, e fare sì che abbiamo imprese che quando il titolare finisce si possano vendere. È come dire, se tu hai una macchina vecchia tenuta male, la devi rottamare, e la rottamazione delle imprese è una cosa che non fa bene assolutamente al territorio, non fa bene all'economia, e poi quando l'economia va bene stenta anche la socialità sostanzialmente. Gli esempi di regioni d'Italia che a mio avviso si stanno raccontando meglio, però noi confidiamo anche che arrivino appunto queste nuove leve e che si sappiano vendere meglio. Non saranno i boomer come me che faranno questi passi da gigante, anche se poi alla fine i boomer come me hanno in testa un qualcosa di innovativo, quindi abbiamo delle cose da trasmettere ai giovani. Se questi hanno la pazienza di ascoltarci, potremo fare un cammino che giova a tutti. Grazie. È un progetto multimediale che parte da una piattaforma digitale in continua evoluzione, nel senso che in questo momento la piattaforma digitale ha una serie di guide, di mappe per le imprese, di tutorial, di videotestimonianze che poi andranno a essere arricchite sulla base di quello che è il percorso che Confartigianato Imprese Marca Trevigiana farà sul territorio per le imprese e con le imprese. Quindi si arricchirà di webinar verticali su determinate tematiche che nell'ambito del progetto Cassetta degli Attrezzi poi sono già individuate, dal welfare alla gestione dei conflitti all'interno delle aziende, a come scrivere un annuncio di lavoro, a come gestire proprio i rapporti anche all'interno delle aziende e a come comunicare.